Con il dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura facciamo il punto sull'andamento del settore, del comparto degli ortaggi nel Veneto nel 2021, ricordando che tutti i dati che adesso il dottor Rossetto ci elencherà saranno a disposizione, sono già a disposizione sul sito internet di Veneto Agricoltura. Come è andato allora il settore degli ortaggi nel 2021 nel Veneto? Nel complesso non è andata molto bene, ci sono state notevoli riduzioni di superfici coltivate, soprattutto per i 4 principali prodotti del Veneto, quindi radicchio, patata, insalata e fragola. E questo per quale motivo? Ci sono problemi che scontano vari anni addietro e essenzialmente ci sono problemi di remunerazione economica delle coltivazioni che vengono realizzate, vuoi per i prezzi, vuoi per le annate che non sono andate molto bene a livello produttivo. E riusciamo a fare una carrellata dividendo in 2 parti, cioè cosa è andato bene e cosa invece è andato male? Facciamo 3. Allora, la prima, i principali. Radicchio ha perso oltre il 20% delle superfici, che sono scese a 4.500 ettari, e è andata male anche le rese, il tempo autunnale non ha aiutato, che sono calati del 18%. Le patate hanno perso un 7% di investimenti, sono scese a 3.500 ettari. Le insalate hanno avuto un calo anch'esse di investimenti, ma si sono salvate perché le rese tutto sommato sono state positive. E anche la fragola ha avuto una riduzione degli investimenti del 12%, è scesa a 360 ettari. Queste sono le 4 principali. Adesso poi ti dico, quelle che sono andate bene, il bilancio positivo essenzialmente per il pomodoro, per esempio, perché ha avuto una buona annata con la stagione estiva che ha aiutato la produzione. L'asparago, che ha avuto dei problemi con le rese perché per le gelate primaverili, ma con l'aumento dei prezzi che ci sono stati, sono incrementi oltre il 40%, comunque ha avuto un'annata positiva. Annata positiva anche per le zucchine, l'aglio e la cipolla, in qualche modo o per un aumento di rese o un aumento di superficie l'annata, diciamo, l'hanno portata in territorio positivo. È andata male invece per praticamente tutte le altre, ci sono stati grossi problemi, vuoi per i prezzi che sono calati, per esempio i piselli hanno avuto dei cali dei prezzi del 40%, o per problematiche legate alle rese di produzione, per esempio i meloni hanno avuto grosse difficoltà per il caldo estivo, o per le riduzioni di investimento come le carote, che hanno ridotto circa il 20% delle superfici investite, e poi anche le altre produzioni, fagiolini, peperoni, zucche hanno avuto forti riduzioni di investimenti. Non è stata una positiva, soprattutto per la riduzione delle superfici coltivate.